Salve a tutti, vediamo ora cosa sono i numeri immaginari. Se noi abbiamo l'equazione x al quadrato uguale a 9, ha come soluzioni x è più o meno radice quadrata di 9, cioè più o meno 3. E comunque stavamo cercando in pratica un numero il cui quadrato è uguale a 9. E più o meno 3 vanno bene perché 3 al quadrato è 9 e meno 3 al quadrato è anche 9. Però se noi invece cerchiamo di risolvere x al quadrato uguale a meno 9, qua dovremmo calcolarci la radice quadrata di meno 9. E che cos'è? Vediamo che non può essere né 3 e neanche meno 3. Appunto perché abbiamo appena visto 3 al quadrato è 9, meno 3 al quadrato è 9, non è nessuna delle due. Ma allora che cos'è? In realtà non è un numero reale, non appartiene insieme ai numeri reali, quelli che conosciamo finora. Non esiste alcun numero reale che al quadrato ha un valore negativo e quindi ci inventiamo i numeri immaginari per risolvere anche queste equazioni. In particolare definiamo l'unità immaginaria, questa i è l'unità immaginaria ed è definita dicendo che i al quadrato è uguale a meno 1. In pratica i è la radice quadrata di meno 1, anche se formalmente non sarebbe proprio corretto dirlo per alcuni motivi, ma vabbè, intuitivamente potete pensarla come radice quadrata di meno 1. Allora, se adesso vogliamo risolvere l'equazione prima x al quadrato uguale a meno 9, come soluzioni di questa equazione troviamo più o meno 3i. E perché? Più o meno 3i tutto al quadrato fa più o meno 3 al quadrato per i al quadrato. Più o meno 3 abbiamo già visto, se mettiamo al quadrato otteniamo 9. I al quadrato per definizione è meno 1. Allora 9 per meno 1 è meno 9. Quindi possiamo risolvere anche queste equazioni. In pratica possiamo calcolare le radici quadrate di numeri negativi. Allora, quindi i è l'unità immaginaria. Adesso cos'è in generale un numero immaginario? Un numero immaginario è un numero della forma b per i, dove b è un numero reale. Significa che il prodotto tra un numero reale e i. Ad esempio, meno 5i, 3 quarti i, radice quadrata di 2 per i, p per i. Questi sono tutti numeri immaginari. Adesso vediamo un po' se vogliamo fare operazioni con i numeri immaginari cosa otteniamo. Allora, per sommare e sottrarre numeri immaginari non c'è nessun problema. Ad esempio, il numero immaginario 4i e il numero immaginario meno 5i, se li sommiamo abbiamo 4i meno 5i, operiamo come con una qualsiasi lettera e troviamo meno i. E se invece li moltiplichiamo, 9i per 2 terzi i, vabbè, facciamo 9 per 2 terzi e i per i che è i al quadrato, 9 per 2 terzi ce lo calcoliamo, è 6, i al quadrato è meno 1 per definizione, e otteniamo meno 6. Però questo se noi abbiamo moltiplicato tra loro due numeri immaginari, se ne moltiplichiamo 3 tra loro o 4 o anche più, qua avremo diverse potenze di i. E allora queste potenze di i quanto valgono? Vediamo un po'. Allora, in realtà è abbastanza semplice perché vediamo adesso subito perché si ripete sempre lo stesso schema di questi quattro valori, i, meno 1, meno i, 1, poi si ripete avanti all'infinito. E perché? Allora, i alla prima è i, perché se leviamo qualcosa da 1 rimane quella cosa. I al quadrato per definizione è meno 1. I alla terza e i alla seconda per i alla prima, quindi meno 1 per i. Meno i alla quarta e i alla seconda per i alla seconda, quindi meno 1 per meno 1 è uguale a 1. E vabbè, questi sono quei quattro valori base. Perché si ripetono all'infinito? Perché ad esempio se dobbiamo scrivere i alla quinta, alla sesta, alla settima, all'ottava, abbiamo sempre i alla quarta che moltiplica i alla prima, i alla seconda, i alla terza e i alla quarta. E i alla quarta abbiamo appena visto che è 1, quindi se moltiplichiamo queste potenze con 1 sono sempre le stesse, sempre gli stessi valori. Se andiamo ancora oltre, con 9, 10, 11, 12, dobbiamo moltiplicare i all'ottava con quelli, ma possiamo scriverlo come i alla quarta tutto al quadrato. E beh, i alla quarta era 1, al quadrato sarà ancora 1, si va sempre a moltiplicare con 1 e quindi abbiamo sempre gli stessi valori.
e quindi volendo si può calcolare velocemente una potenza con esponente elevato di i. Ad esempio i alla 23esima, e come faccio a calcolarlo velocemente? Scrivo 23 come 4 per 5 più 3, cioè un multiplo di 4 e poi ancora il resto. E beh, allora, secondo le regole potenze, questo è i alla quarta alla quinta per i alla terza. E beh, ma i alla quarta fa sempre 1, poi non importa a quale altra potenza ancora leviamo, è sempre 1. Allora tutto questo è uguale a i alla terza. E vabbè, basta insomma, capire un attimo come si trovano questi quattro valori di base, e poi i alla terza è facile, meno i. I all'80esima scrivo come multiplo di 4, i alla 4 per 20, quindi i alla quarta alla 20esima, i alla quarta è 1, quindi viene 1. Ok, allora quindi visto questo possiamo moltiplicare tra loro numeri immaginari senza problemi, sommare, sottrarre, moltiplicare. Vediamo ancora la divisione. Se dividiamo tra loro due numeri immaginari, beh, i si semplifica e otteniamo un numero reale. Oppure se dividiamo un numero immaginario con un numero reale, beh, otteniamo un numero immaginario chiaramente. Però cosa succede se prendiamo un numero reale e lo dividiamo con un numero immaginario? Beh, questo si risolve in modo simile a come si fa la razionalizzazione del denominatore, una razionalizzazione di questo tipo, 2 fratto 3 radice di 7, una cosa che già conoscevamo. Beh, come si fa a razionalizzare? Si moltiplica sopra e sotto con radice di 7, e quindi qui a denominatore abbiamo radice di 7 e 7, allora 3 per 7, e quindi otteniamo 2 radici di 7 ventunesimi. E si fa allo stesso modo qua, 12 fratto 5i si moltiplica numeratore e denominatore con i, perché a denominatore abbiamo i per i al quadrato, vabbè, al numeratore 12i, e i al quadrato è meno 1, allora 5 per meno 1, che fa meno 5, e quindi abbiamo trovato qua un numero immaginario. E fin qua tutte queste operazioni non c'è nessun problema. Il problema incomincia quando noi possiamo pensare di prendere un numero reale e sommarlo ad un numero immaginario. Perché cosa è questa cosa? Allora non è un numero reale sicuramente perché c'è anche i, ma non è nemmeno un numero immaginario perché il numero immaginario è solo un numero reale per i. E quindi questo non è né un numero reale né un numero immaginario, fa parte di un nuovo insieme, che è l'insieme dei numeri complessi, e questo lo vediamo in un altro video. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.